Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miezza da fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringono, per me c'è posto ancora. E qua senz'in ndrangata, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendolo tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signore. E allora poi adunandomi, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signore, scende. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora. E a Frisia ce n'iettama, io solo ca signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora rifeci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiaimo 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori, finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signora. Qui viene il graziosissimo. Cayenne per trasì, a tutti presentavami: presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma tinta la camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio capia stiva per abbracciare, vicino alla porta, tup sentette tutto suliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No cameriere in smoking con conto da signora. E allora curioso ci guardavamo tutte e tre. Lei prese il conto: pagalo, 2083. Con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, ma da 100 lirette di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon'ora. Cacevo banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco nuie nuà, pigliai il capello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e dietro a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia Panova non sa da mai cagnare.